Dopo quello della pista di bob è il cantiere simbolo dell'Olimpiade Ampezzana, Fiammes, a pochi chilometri dal centro di Cortina, ai piedi del Po Magagnon. Il villaggio olimpico entra nella fase finale. 1 chilometro e 300 metri di sviluppo, 377 casette, 1400 posti letto. È un villaggio frutto del design di Crippa, mi ha sorpreso molto, devo dirle, peraltro per la qualità. È composto poi inoltre dai building che ospiteranno la parte più sociale degli atleti. Veri e propri palazzi, cuore pulsante del villaggio olimpico, perché pulsante è la società degli atleti, che possono trovarvi anche 4 luoghi di culto differenti a seconda delle professioni religiose. La settimana scorsa, dopo mesi di lavoro, il sito ha superato il cosiddetto stress test sulle unità abitative, una verifica tecnica su impianti, climatizzazione e resistenza dei moduli prefabbricati. Abbiamo testato lo stress test delle casette, 377 è andato bene, quindi concluso con ottimi risultati, e peraltro devo dirle che mi ha anche sorpreso la qualità delle casette. Ora è in corso invece lo stress test dei building e ci vorrà qualche giorno per terminarlo. Al loro interno i moduli abitativi appaiono confortevoli, 2 posti letto, un bagno con ampia doccia, tutto realizzato secondo criteri di efficienza energetica e minimo impatto ambientale. Il 50% delle casette sono adeguate alle persone con disabilità, gli atleti con disabilità sono circa il 20%, questo vuol dire che anche gli altri atleti potranno beneficiare del design for all. Questo per me è un grosso risultato, perché abbiamo imparato lavorando per le persone con disabilità che è possibile migliorare gli spazi anche per gli altri. Un villaggio che si prepara ad accogliere il mondo mentre Cortina si avvicina a grandi passi allo storico appuntamento a 5 cerchi.